lascio stare nella mia relazione 3-4 slide di presentazione iniziali, introduttive, che sono un po' teoriche. Le lascio stare perché questa mattina ne avete già parlato e cerco di arrivare invece in modo più diretto a quella che può essere l'esperienza di uno psicologo all'interno, in questo caso, di un reparto di ostetricia e ginecologia, diciamo nello specifico in ambito più ginecologico che ostetrico, anche se in realtà il mio lavoro quotidiano è all'interno del dipartimento materno-infantile, quindi con un confronto continuo anche con la pediatria. Beh, qualità della vita, sappiamo tutti, è fondamentale, nel senso che ogni volta ci si presenta di fronte ad una qualsiasi tipo di diagnosi, non è importante semplicemente curare il sintomo o dare una soluzione a quel quadro patologico, che sia psicopatologico piuttosto che di tipo medico, ma è cercare di pensare al dopo, e cioè al fatto che un buon percorso di cura ti permette poi di arrivare ad una buona qualità di vita. E questo lo dico in particolare quando penso alla ginecologia e soprattutto alla chirurgia ginecologica. Oggi pomeriggio ci sarà qui una mia collega che fa la ginecologa, che vi parlerà in modo specifico proprio della chirurgia ginecologica. Io invece mi introduco perché la casistica principale che noi vediamo in reparto sono persone, donne, in particolare donne, no, solo donne in ginecologia, donne che vengono operate all'apparato riproduttivo e donne che spesso vengono operate perché alla base, diciamo, ci sta un problema di tipo oncologico. Quindi da una parte c'è la chirurgia ginecologica, dall'altra parte c'è la chirurgia diciamo, di oncologia ginecologica, no? E per certi versi ci sono dei canali di intervento che sono anche abbastanza simili, però datemi, diciamo, ragione sul fatto che quando la paziente si confronta con il fantasma del tumore, dal punto di vista emotivo e dal punto di vista psicologico, manifesta dei comportamenti e dei vissuti più impegnativi che non se si tratta di un intervento chirurgico di altro tipo, sempre nella sfera ginecologica. Quindi il discorso che farò oggi oscilla un pochettino tra quella che è la chirurgia ginecologica e la chirurgia di tipo oncologica ginecologica. In più spesso la chirurgia ginecologica porta anche a delle forme di alterazione non tanto dell'immagine quanto dello schema corporeo. All'interno di questo settore esiste anche la chirurgia del seno, la chirurgia oncologica del seno. E diciamo che oggi fortunatamente ci sono delle risoluzioni chirurgiche molto belle, che non alterano più l'immagine, però l'immagine è un qualche cosa che la donna vede allo specchio. In realtà, pur non avendo un'alterazione della propria immagine corporea, potrebbe avere un'alterazione dello schema corporeo che coinvolge da un punto di vista psicologico il sé della persona. E quando utilizzo il termine sé mi riferisco alla personalità individuale che si confronta nella relazione, no? Lo sappiamo, dal punto di vista anche semantico il sé richiama al concetto di relazione. L'identità femminile modificata influenza la relazione con il partner e ha ricadute sulla sessualità di coppia. Quindi anche se in realtà io in reparto vedo donne, non dimentico mai il partner, ma soprattutto non dimentico mai il partner perché a volte capita nell'esperienza quotidiana di trovare delle signore che che hanno un intervento di tipo chirurgico ginecologico, lo superano molto bene, sono molto attive e proattive, direi, no? Cioè nel senso che dall'oggi riescono già a vedere quello che riuscirò a recuperare fra 2 mesi dopo il recupero totale e sono molto proattive e portate al futuro, e invece a volte troviamo il partner che non è stato intaccato dalla chirurgia, no? Che quindi rimane una persona tra virgolette sana, che vive in modo difficile questo tipo di esperienza avuta dalla compagna, no? Quindi quando mi si presenta di fronte in reparto una donna che deve essere operata, io non dimentico mai di cercare di coinvolgere anche il compagno, proprio perché assieme portano avanti poi un'esperienza che è un'esperienza relazionale di coppia fondamentale.
Quindi si vanno ad intaccare nella chirurgia ginecologica aspetti legati all'identità, all'essere e sentirsi donna, che poi si manifestano, si proiettano sulla relazione di coppia e poi sulla responsabilità del partner. Questo è un po' una specie di riassunto, quasi una meta-analisi che ho avuto modo di trovare di diversi studi fatti negli ultimi anni, dove sempre nella chirurgia ginecologica, oltre al fisico, viene coinvolto il corpo, pensato proprio come pensa il corpo la donna, come schema corporeo, le relazioni vissute, il tempo, e a volte la chirurgia di tipo ginecologica può portare anche a dei disturbi di natura psicopatologica. Quindi donne che diciamo sono sane dal punto di vista psicologico, sottoposte poi all'intervento chirurgico, possono manifestare una psicopatologia. Poi dico donne sane, uso sempre un po' le virgolette perché comunque si tratta sempre di donne più vulnerabili, di donne più sensibili che possono poi attraverso questa variabile dipendente dalla chirurgia ginecologica manifestare una patologia di tipo mentale. In realtà però il tutto si muove sempre all'interno del concetto di qualità della vita e della ripresa della funzione relazionale e quindi anche sessuale. Quando una paziente mi si presenta in reparto, diciamo che, per essere un po' più pratici, queste signore, tutte queste signore che vengono operate, fanno quello che viene comunemente chiamato il day hospital, chiamiamolo così, no? Dove ci sono tutti gli esami preliminari che accompagneranno poi la signora alla sala operatoria, quindi vedono l'anestesista, vedono il ginecologo, chirurgo, fanno gli esami del sangue, l'elettrocardiogramma eccetera, e all'interno di questo sistema noi abbiamo inserito anche il colloquio con lo psicologo. Quindi vediamo tutte le signore prima che vadano in sala operatoria e molto spesso ci si trova di fronte a delle persone che arrivano con ondate di domande, ondate di situazioni che noi dobbiamo cercare di gestire però nel tempo 30-40 minuti, no? Di un colloquio, del tempo necessario e a disposizione che abbiamo quella mattinata. E la prima cosa che ho imparato e poi ho potuto anche confermare in esperienze di altri professionisti è innanzitutto non sbagliamo, cioè siamo in un momento talmente delicato dal punto di vista psicologico ed emotivo di questa signora che piuttosto è meglio non dire delle cose. E molto spesso, scusatemi se mi tiro dietro una critica sicura, molto spesso le signore che arrivano alla mia consulenza preoperatoria ne hanno sentite di tutti i colori proprio dai loro ginecologi, lo dico, perché molto spesso il ginecologo ha una grandissima capacità tecnica, ti spiega molto bene quello che succederà, il tipo di intervento, le tecniche più innovative, però quello è il suo tempo. Tra le altre cose, 5 o 6 anni fa, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia ha pubblicato nel suo sito un lavoro molto interessante dove veniva proprio a galla il fatto che molto spesso il ginecologo non ha una grandissima capacità di tipo relazionale, intesa nei termini diciamo emotivi e psicologici. Ginecologi, poi mi aspettate fuori, ma corro veloce. Allora, e poi a volte no, c'è anche questo che prendiamo per esempio la chirurgia di tipo ginecologica oncologica. L'obiettivo è togliere il tumore. Vabbè signora, le abbiamo tolto un tumore, le togliamo un tumore, tutto il resto non ha senso. Beh, in realtà tutto il resto non ha senso, richiamo alle diapositive precedenti alla questione della qualità di vita, che è fondamentale. Quindi secondo me la prima cosa da farsi quando abbiamo questo tipo di consulenze, quando ho questo tipo di consulenze, è quello di non sbagliare intanto, eventualmente stai zitto. Allora, diversi step accompagnano queste signore e diversi sono gli interventi di tipo psicologico che noi mettiamo in atto all'interno del reparto. Innanzitutto abbiamo un intervento con il colloquio preoperatorio. Ed è un colloquio dove cerchiamo di dare informazioni precise su quello che sarà l'iter curativo da lì a pochi giorni della donna, quindi
il ricovero, l'intervento chirurgico e il post-operatorio, per cercare di ottenere una buona consapevolezza, cioè di rendere la donna partecipe all'esperienza che farà. Consapevoli, e glielo diciamo, proprio per aumentare la sua consapevolezza, che nel farsi dell'esperienza noi diamo degli step che sono uguali per tutti all'inizio, ma nel farsi l'esperienza diventa molto soggettiva. Quindi una consapevolezza che cerco io di raggiungere con queste signore è soprattutto quello di, in qualsiasi momento, facci le domande che hai. Okay? Puoi trovare un medico, lo psicologo, l'infermiera che in quel momento ha 2 minuti di tempo per darti una risposta, puoi trovare anche delle risposte frettolose, però fai domande, perché più cose conosci e più facilmente riesci ad affrontare la situazione. Quindi il colloquio preoperatorio ha questo tipo di obiettivo, e in più il colloquio preoperatorio ha anche l'obiettivo di essere sicuri che ci sia una consapevolezza tale alla firma poi del consenso informato, che tutte le signore hanno i vari consensi informati. Quindi siamo anche di aiuto poi al medico per la firma del consenso informato. C'è l'intervento e c'è poi una rivalutazione psicologica. Solitamente tendiamo a farla in terza, quarta giornata, cioè ritorniamo dalle signore per vedere un po' com'è andata. Consapevoli che spesso in terza, quarta giornata forse è troppo presto per poter raccogliere delle informazioni psicologiche ed emotive, e quindi le rivediamo tutte un mese dopo, un mese e mezzo circa, quando fanno un follow up di tipo ginecologico, di controllo ginecologico. C'è anche la possibilità di cioè, rivediamo le signore con un colloquio psicologico. Il nostro obiettivo però non è un obiettivo. Allora, cosa succede? Succede che si accompagnano queste signore e dopo un mese e mezzo dall'intervento si hanno delle certezze per cui la signora si è ripresa e sta andando bene. Però questo tipo di colloquio a noi serve soprattutto per individuare se invece c'è necessità da parte della donna e del partner di continuare una consulenza di tipo psicologica. Non dico di mandare in psicoterapia, capita a volte di essere abbastanza certi di quello che si ha in mano e di andare subito in psicoterapia, però di continuare delle consulenze psicologiche. Allora, e riprendo il termine integrazione, io non faccio questo, io sono ospedaliero, quindi lavoro nel tempo dell'ospedale. L'integrazione però mi porta a trovare nel territorio, che sia un servizio dell'ULSS, purtroppo spesso nella nostra ULSS siamo un po' scoperti, o che siano altri tipi di servizi, privati, pubblici privati, la possibilità di invio della paziente e della coppia. Perché a volte può essere necessaria una terapia psicologica di tipo individuale, di coppia, a volte è necessaria anche una farmacoterapia, psicofarmacoterapia anche, e quindi un intervento integrato medico-psicologico in tutto il tempo. Vi ricordate prima nella slide grande dove c'era sotto qualità c'era scritto tempo, il significato del tempo, in tutto il tempo dalla diagnosi all'intervento chirurgico al post-operatorio, nell'integrazione tra l'ospedale e il territorio. Questi step, lo dico per qualcuno che magari ha la possibilità di lavorare in un ospedale, vengono fissati. Questi sono 2 esempi, non si leggono molto bene, ma alla vostra sinistra avete quella che è la scheda psicoclinica del colloquio preoperatorio e alla vostra destra invece quella che è la scheda di valutazione psicologica nel post-operatorio, che significa in terza e quarta giornata piuttosto che al follow-up dei 30-40 giorni dopo. Quindi tutto registrato all'interno di DRG anche preciso, e soprattutto tutto registrato per permettere a chi ha in mano la cartella clinica, che sia il medico, che sia lo psicologo o che sia l'infermiere per esempio, di avere anche una sua valutazione di tipo psicologica, di avere anche delle indicazioni di tipo psicologiche sulla paziente. Quindi è un percorso integrato che accompagna la signora da quando viene fatta la diagnosi a quando poi verrà fatto l'intervento e il tempo e gli step successivi all'intervento. Quindi l'importanza di questa integrazione, l'importanza che nell'integrazione, lo sentivo dire prima anche da Piazza,
ci sia l'umiltà della capacità specifica di ognuno di noi, no? C'è il ginecologo, c'è l'urologo, c'è lo psicologo. L'umiltà nel senso che poi la nostra umiltà è data poi a favore anche della ripresa delle funzioni relazionali, in questo caso sessuali, dei nostri pazienti. Credo di essere stato abbastanza veloce e vi ringrazio anche per l'attenzione.